Quest'estate Arlecchino arriva in bus, un bus inglese a 2 piani che ferma in 10 località diverse del Veneto. Come una volta c'era il Carro di Tespi, un teatro mobile con strutture in legno che portava i guitti di piazza in piazza, oggi c'è Arlecchino on the road, punta di diamante del progetto Restate fermi, arriviamo noi, ideato dall'assessorato alla cultura della regione e affidato alla circuitazione di Arteven. Dal 2 al 16 agosto un autobus rosso fuoco trasporta attori, comici e acrobati della compagnia Pantakin in luoghi solitamente esclusi dalle rassegne teatrali, cittadine di provincia come Tombolo, Vedelago, San Zeno di Montagna, Gallio, Lendinara e tante altre, in tutto 10 tappe ad ingresso libero. Una simpatica occasione di svago per chi resta in città. 7 attori in scena, nonché 7 dialetti in scena, perché si va dall'emiliano al veneto, al romano, al toscano, al siciliano. È uno spettacolo di divertimento che però parla di teatro anche e che narra appunto la storia di questa compagnia di comici che dagli anni 60 si trova in crisi, si deve reinventare. Diciamo che abbiamo traslato quelle che sono un po' le problematiche di oggi. Lo spettacolo racconta in maniera divertente il passaggio dalla tradizione popolare della commedia dell'arte, basata molto sull'improvvisazione, a un modo diverso di fare teatro, fondato soprattutto su testo e regia. Arlecchino on the road è ambientato negli anni 60 ed è diretto da Michele Modesto Casarin. Gli spettacoli iniziano alle 21:15. Se andare all'Arena di Verona è un'esperienza unica, al di là dello spettacolo che si vede, il Teatro Romano non è da meno. Un palcoscenico sotto le stelle risalente al I secolo a.C., adagiato tra una collina di cipressi e la sponda destra dell'Adige, a 2 passi dal monumentale Ponte Pietra. Ogni anno l'estate teatrale veronese porta in questo splendido anfiteatro gli spettacoli e le compagnie più interessanti di prosa e di danza. Shakespeare non manca mai in cartellone, ma quest'anno, il 450° della nascita, è ancora più presente. L'intento è proporre classici in chiave moderna e dunque un Otello con Giuseppe Battiston e la regia di Pappi Corsicato e la 12ª notte con l'attore e regista Carlo Cecchi sono gli spettacoli omaggio al grande bardo. Tra i titoli di questa 66ª rassegna figura anche una commedia di Goldoni, Il bugiardo, con l'attore comico Maurizio Lastrico, e poi 4 balletti, Carmina Burana dell'Opera Nazionale di Bordeaux, il Galà delle Stelle dal 7 al 9 agosto, con artisti da tutto il mondo, e direttamente da New York Revelations della compagnia Hailey 2. Mentre a concludere la stagione sarà il Balletto dell'Arena con lo spettacolo Medea, in scena dal 13 al 15 agosto. Il Teatro Romano di Verona è considerato il più importante teatro romano del Nord Italia, un monumento archeologico unico per la sua bellezza.